Eccoci qua, Mister Gava. Abbiamo steccato l'ultima in casa, però abbiamo fatto un girone di ritorno esaltante come risultati di prestazione, se andando, se facciamo un paragone con l'andata. Peccato, si poteva chiudere, abbiamo avuto l'occasione all'inizio del secondo tempo per fare il 2-0 e saremo ancora in corsa per i playoff, però il calcio è imprevedibile, è bello anche per questo. Forse qualcuno oggi è andato in campo forse con la testa da qualche altra parte. Sì, si può dire che la partita l'abbiamo sempre condotta noi, dal primo fino al 30esimo, il 25esimo secondo tempo. Abbiamo fatto una buona prima parte della gara, siamo andati in vantaggio meritatamente. Dopo sull'1-0 sul secondo tempo abbiamo sbagliato un'occasione limpida davanti al portiere che abbiamo steccato, lo siamo riusciti a concludere. Dopo abbiamo fatto due sbarioni soprattutto sul primo gol, il pareggio loro, che è un infortunio da parte nostra, da parte della difesa, che se per caso non si riusciva a fare quella disattenzione in fase difensiva, molto probabilmente i 3 punti ce li portavamo a casa oggi. Però non posso recriminare niente ai miei ragazzi, non è facile a stare sul pezzo per lungo tempo, un calo di concentrazione ci può stare. Peccato, perché se per caso oggi facevamo i 3 punti eravamo ancora in corsa per i playoff, visto che c'era ancora in palio la finale di Coppa tra Treviso e Oderzo, poteva liberare un posto per accedere ai playoff. Non posso recriminare niente, mi auguro di finire il campionato domenica con il derby della Salute, che sia una partita spettacolare, che ci sia un risultato positivo almeno l'ultima partita. Sì, quello che fa un po' specie, almeno personalmente a me, è che io, andando a guardare il calendario, ho notato che si era la terza miglior difesa del campionato e oggi proprio la difesa che ha un po' steccato, come dicevo prima. Però insomma nel calcio ci sta anche questo, vediamo di chiudere bene e quello che si poteva fare penso l'abbiamo fatto. Sì, non posso recriminare niente alla mia squadra, abbiamo fatto un girone di ritorno perfetto, venivamo da 9 risultati positivi, mi sembra 9-10 risultati positivi, ci sta un calo di concentrazione e niente, guardiamo avanti. Posso dire solo che hanno onorato il campionato, hanno cercato di dare il massimo anche oggi. Ci è girata un po' storta, però peccato, guardiamo avanti. Adesso finiamo domenica e dopo ci tireranno le somme. Grazie mister. Arrivederci.